secondo Matteo, capitolo 4. Gesù in do deserto e tentazione. E stesso danno Gesù fu portato lo Spirito dello Signore in un deserto per essere tentato allo diavolo. E roba che aveva digiunato per 40 giorni e per 40 notti sentette fame. Subito si accostai avvicina a esso il diavolo che le ricette: se tu sei veramente un figlio di Dio, fa che tutti questi preti diventassero pane. L'uomo non campa solo con il pane, rispondette a Cristo Gesù, perché le serve tutta la parola che esce dalla bocca di Dio. Poi lo diavolo afferrai a Gesù e lo portai insieme con esso nella città di Gerusalemme e lo mettette in coppa la pizza che aveva del tempio e le ricette: se tu sei veramente un figlio di Dio, buttati in coppa a bascia, perché sta scritto nella Bibbia: Dio comanderà per te a tutti l'angelo suoi, e loro ti piglieranno in dei braccia loro, perché opere tue non acciampicasse in una preda. E Gesù le rispondette subito: sta pure scritto nella Bibbia, non tentare Signore che è il Dio tuo. Pur di moriavo le portai insieme con esso Gesù in coppa a un monte assai aiavado. E in un momento, all'angoppa, le mostrai tutto bene della terra, tutte i regni e tutte le bellezze che questo mondo le ricette. Tutte queste cose io e voglio consegnare in te mano tua, se tu ti denucchiarai innanzi a me e maturerai. E Gesù le ricette: vattene, Satana, perché sta scritto: adorerai il Signore, che è il Dio tuo, e solo innanzi a esso indirizzerrai le preghiere tue. Tanto che lo diavolo si arrasai a esso. E in un momento l'angelo si accostai vicino a esso e si mettette a servizio suo. Un ritorno in da Galilea. Gesù va a Cafarnao. Quando Gesù venne a sapere che Giovanni era stato arrestato, si ritirai in da terra a Galilea. Lasciai la città di Nazaret e se ne jette a alloggiare in da città di Cafarnao, vicino al mare, in da quella terra di Zabulon e Neftali, perché si accompesse quella che era stata detta per mezzo del profeta Isaia. O paese Zabulon e o paese Neftali, in coppa a quella via o mare, e l'altra parte del Giordano. Galilea è tutta la gente che non crede a Dio, che lo popolo che stava in oscurore vedette una luce assai rossa, e in a tutti quelli che stavano in una terra e in l'ombra della morte si è alzata una luce. A quello giorno Gesù ha cominciato a predicare e a dire a tutta la gente: convertitevi, perché il regno dei cieli sta vicino a voi. Ha chiamato le prime 4 apostoli. Ventramente Gesù camminava vicino al mare da Galilea, vedette 2 frati, Simone, che poi chiamava Pietro, e Andrea, che era il frate suo, che buttavano a rezza a mare, perché erano pescatori, e dicette a loro: venite appresso a me, e vi farò diventare pescatori di uomini. E allora lasciarono subito il rezzo loro, e si mettettero a ghi appresso a esso. Poi camminando, in coppa all'arena, vedette 2 frati, Giacomo e Giovanni, che erano figli di Zebedeo, che stavano in da varca insieme con il padre loro e mettevano a posto che li rezzo. Vromme e vedette, chiamai pure a loro, e pure loro lasciarono subito la varca e il padre, e jettano appresso a Gesù. Prima predica di Gesù. Gesù, ad Anna, si mettette subito a camminare per tutta la terra da Galilea, a lezionare in le sinagoghe loro e predicando che la buona parola lo regna, e sanando ogni sorte e malattia e malanna che la gente teneva in cuore. A nome suo si spennette per tutta quella terra e arrivò zina in da terra, la Siria, e a così tutta la gente portava innanzi a essa tutte malate, tutte quelle che erano angariate e a ogni sorte malattie e dolore, indemoniate, lunatiche e sciancate. E essa facette subito sta buona. E in quegli giorni una folla gente assai rossa cominciai a aprirsi a essa, in da tutta Galilea, in da Decapoli, in da città di Gerusalemme, in da Giudea e in da terra che stava all'altra parte, lo fiume, lo Giordano.